L'azienda ULSS 6 Euganea della Regione Veneto inizia una nuova collaborazione con un'associazione neocostituita da quasi un anno di colleghe professioniste chirurghe che vogliono sensibilizzare e sviluppare la presenza delle professioniste femminili, chirurghe in particolare, all'interno del mondo della sanità. Questa è un po' una novità perché le aziende normalmente rivolgono la loro attenzione, come ha fatto anche la nostra ULSS nel tempo, a quello che è il mondo femminile guardandolo soprattutto dall'ottica dell'utenza. Adesso invece le guardiamo le donne proprio nell'interno della loro professionalità, del loro lavoro, cercando di sviluppare con questa associazione una sensibilità particolare alla presenza femminile in sanità, anche aiutandoci a programmare di più un mondo professionale che vedrà la presenza appunto femminile insieme e in compensazione a quella maschile nel futuro sanitario dell'azienda e del nostro mondo lavorativo. Women in Surgery Italia nasce da una sala operatoria, la sala 3 dell'ospedale Pedersoli a Peschiera del Garda a Verona, dove due donne si incontrano, Isabella Frigerio e la sottoscritta, e portano a termine un intervento molto complesso di chirurgia generale, la duodenocefalo-pancreasectomia, insieme fino alla fine. E in quel momento ci siamo accorte che qualcosa stava cambiando e che era arrivato il momento di parlarne. Women in Surgery Italia parte dai dati di fatto emersi dal MIUR e dall'Istat del 2015, da cui emerge che il numero di chirurghe in formazione oggi, che saranno quindi le chirurghe nel mondo del lavoro di domani, hanno raggiunto un numero equivalente ai chirurghi uomini. E questo cosa significa? Significa che l'ambiente lavorativo che le dovrà accogliere dovrà modellarsi sulla figura femminile. Questa è un'esigenza data dal fatto che questa professione è totalizzante e deve essere portata avanti da personale che abbia la possibilità, parlando delle donne, di interfacciarsi con il lavoro e con la famiglia. Questo è un cambiamento epocale, poiché fino a poco tempo fa la professione del chirurgo era appannaggio prettamente maschile. Da un'analisi sempre dei dati universitari si è visto che ci sono alcune branche chirurgiche dove il numero di iscritti è assolutamente paritario fra uomo e donne, mentre alcune altre branche chirurgiche hanno ancora un divario molto importante di disparità di genere fra gli iscritti uomini e gli iscritti donne. Questo si trasferisce anche nel mondo del lavoro attuale, perché i dati dell'Istat del 2015 ci dicono che al momento attuale, cioè quando questa ondata di chirurghi in formazione non è ancora arrivata sul mondo del lavoro, 1/5 dei chirurghi impiegati come chirurghi è di sesso femminile rispetto ai 4/5 di sesso maschile. Questa proporzione verrà completamente ribaltata nel giro dei prossimi 5, forse 7 anni, e il mondo del lavoro deve quindi prepararsi a questo cambiamento. Essere donna e chirurgo oggi vuol dire inserirsi in un mondo pieno di stereotipi. Stereotipi sulla visione del nostro lavoro e la visione della donna, stereotipi che ci portano ad essere dipinte sempre come meno resistenti, stereotipi che ci portano ad essere dipinte come forse troppo emotive ed eccessivamente competitive. E la maniera in cui noi rispondiamo è sempre sbagliata. Rispondiamo volendo diventare come i maschi, quindi mascolinizzandoci, rispondiamo esagerando, forse facendo una caricatura di noi stesse, e poi rispondiamo diventando ancora più competitive tra di noi. E in questo momento quindi l'errore più grande è quello di provare in questo contesto a voler tutto, a voler essere le migliori chirurghe, le migliori donne, le migliori madri, le migliori mogli. Noi di Women in Surgery abbiamo provato a rivalutare questa posizione e a proporre un nuovo modo per essere chirurghe oggi. Abbiamo diversi obiettivi che contiamo di portare a termine, alcuni entro il 2017 ed altri più a lungo termine. Il primo di questi è la ricerca. Abbiamo già diffuso e completato una ricerca nazionale rivolta ai chirurghi sul ruolo della donna in chirurgia, da cui sono emersi risultati molto interessanti. Un'altra ricerca è in corso e riguarda il punto di vista del paziente nei confronti del chirurgo quando questo si trovi ad essere di genere differente. Un secondo obiettivo importante in cui crediamo molto è quello di costituire una rete di mentors, sempre sul territorio nazionale, di persone che mettano la loro esperienza e i loro consigli a disposizione di chi si appresta ad affrontare questa nuova professione. La costituzione di una network fra chirurghe iscritte all'associazione ci permetterà invece di mettere in comune esperienze e opinioni e consigli proprio per poter rendere magari accessibili e raggiungibili obiettivi ad un gruppo di chirurghe che singolarmente non riuscirebbero altrimenti ad affrontare alcune problematiche tipiche del lavoro.
Un altro obiettivo che a cui teniamo molto è quello della formazione, cioè della formazione delle giovani chirurghe, per le quali spesso la formazione diventa un ostacolo alla carriera, nel senso che non hanno accesso, al pari dei loro colleghi uomini, a momenti di formazione di alto livello in chirurgia. L'ultimo obiettivo, che forse è quello che poi riassume un po' tutta l'essenza di Women in Surgery, è sul mondo del lavoro. Cioè vorremmo arrivare a creare un ambiente lavorativo che sia in grado di stimolare e di promuovere la capacità e l'abilità della donna in chirurgia, quando presente ovviamente, perché la meritocrazia avrà ovviamente un ruolo, in modo che le donne che si trovino ad affrontare questo mestiere non debbano scegliere se dedicarsi al lavoro o dedicarsi alla famiglia, ma si possa trovare anche grazie a innovazioni o grazie ad azioni sul territorio un modo per gestire la professione di chirurgo, che è totalizzante, con ad esempio la professione di mamma, di moglie o di donna.